tenuta e quindi aiuto. E quindi aiuto perché è un potenziale pericolo per tutto il condominio. E ogni tanto le scopriamo, esatto, purtroppo. Allora, vengo da lei, Lino Bertin, perché sempre quello della pompa dell'autoclave scrive anche che lo stesso proprietario vuole farci pagare anche le letture dei consumi acqua, è giusto? Aspetti perché mi sa che si è bloccato. Mi sa che è impallato il video. Sì. Vabbè, allora questa domanda magari la giro a lei, avvocato, dopo. Secondo me sì, perché riguarda sempre l'utilizzo normale e ordinario di quella che è l'autoclave. Quindi i consumi acqua, il costo del rilevamento di questi consumi acqua, da addebitarsi ai vari inquilini ovviamente, okay, è a carico degli stessi inquilini. Ok, perfetto. Famoso discorso di chi usa paga. Esatto. Il concetto più o meno torna sempre su questo. Perfetto, abbiamo una breve pausa pubblicitaria. Fa parte della ordinaria amministrazione. No, prego, Bertino. No, quindi... no, abbiamo un collegamento. Prego, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Niente. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, poi ci rivediamo ancora qui insieme al Condominio Risponde e con Lino Bertin, Presidente Regione Veneto ANACI, che è con noi in collegamento Skype. A tra poco. L'abbiamo già detto, ma i materassi, le reti e le poltrone a relax non sono tutte uguali. Praticamente ogni giorno noi cerchiamo di trovare la soluzione più adatta alla persona che entra qui dentro. Così siamo sicuri di suggerirvi il prodotto giusto. Il prodotto giusto al miglior prezzo. al miglior prezzo di fabbrica. Formaflex, i migliori sistemi di riposo ai prezzi più bassi di Verona. Vi aspettiamo nella rinnovata sede in Zai a Verona, a Lugagnano di Sona e a Vago di Lavagno. Racasi Tende dà l'opportunità ai propri clienti di usufruire dello sconto immediato in fattura del 50%. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.racasitende.com. Venite a trovarci presso i nostri punti vendita a Verona, in via del Lavoro 34, e a Mori, in via Dante 22. Vi aspettiamo! Queste sono le situazioni che molto spesso troviamo nelle case, basculanti ormai datate e molto pericolose. Vi ricordate le porte vecchie che vi ho fatto vedere prima? Questa, 200 kg, apre e chiude da sola con un dito e non è motorizzata. Porta che nasce già con i suoi catenacci di sicurezza. Questa è la porta che vi voglio dare, leggera, robusta, cuscinetti a sfera. Questa è la qualità dei Biasi Automatismi. Noi di Valsecchi vi accompagniamo nelle grandi scelte. Nei nostri negozi trovate la cura artigianale dei materassi Mille Luci, la qualità dei migliori marchi, tutte le tipologie di prodotto unite alla competenza e alla passione per il riposo che ci accompagnano da oltre 70 anni. Valsecchi, facciamo sognare i veronesi. Passione, competenza e qualità. Daltoso Adriano Macchine Agricole. Dal 1978 punto di riferimento per vendita, assistenza, noleggio e ricambi di macchine agricole. Nuova concessionaria Deutz per Verona e provincia. Ci trovi a Ponte di Mossano, provincia di Vicenza. AMK Porte Blindate. Produzione e vendita diretta di porte, serramenti e scuri blindati su misura. Progettiamo e realizziamo bunker e stanze blindate. In via Canova Zampieri 15 a San Giovanni Lupatoto, Verona. Parti anche tu con i treni DB o BB Eurocity alla scoperta di Monaco di Baviera a partire da 39,90 €. Fino a 5 collegamenti al giorno per goderti una città straordinaria e utilizzare il tempo del viaggio per lavorare o rilassarti. Prenota su megliointreno.it. Luciano Centomo Arredamenti ti invita a scoprire le fantastiche promozioni su tutte le camere da letto. Luciano Centomo Arredamenti è solo a Grezzana di Verona. L'uomo mobile. Buongiorno mamma. Buongiorno scricciolo. Spremuta? Sì. Buongiorno Paola. Ciao. Per la spremuta sono meglio quelle. Grazie Federica. Fino al 4 maggio nei nostri supermercati e su aliperme.it ti aspettano le accoppiate vincenti. I migliori abbinamenti a prezzi speciali. Ali Supermercati. Sentirsi a casa.
IUSC festeggia il suo 43esimo compleanno con fantastiche offerte. Risparmia dal 20 al 50% su tutti i mobili da esterno. Risparmia dal 20 al 50% su tutte le sedie e i tavoli da pranzo. Risparmia fino al 60% sui guanciali selezionati. Oppure risparmia fino al 50% su molti articoli decorativi selezionati. Ritira in negozio il tuo ordine online dopo solo 30 minuti con il servizio gratuito Click and Collect. IUSC. Scandinavian Sleeping and Living. Di nuovo insieme col Condominio Risponde. Allora torno da Lino Bertin, Presidente Regione Veneto ANACI. Eccolo qua, voleva aggiungere a proposito delle spese per i consumi d'acqua, per le letture, eccetera, voleva aggiungere qualcosa prima, lo facciamo adesso. Ha già risposto in maniera completa, quindi è chiaro che la risposta era comunque a carico degli inquilini, è ovvio, insomma, cioè le utenze sono l'utilizzo e quindi tutto quello che è legato all'utilizzo va fatto dall'inquilino. Ok. Questo non ci piove. Allora le faccio un'altra domanda, visto che comunque arrivano alla spicciolata, ovviamente sono tutte situazioni particolari, no? Concrete, che si verificano nella normale vita di condominio. Il cavetto del videocitofono si è rotto, so che è un impianto condominiale, perché devo pagarlo io che sono il conduttore? Bertin? Perché? Perché lo usi, evidentemente, no, però dai, dica lei la risposta. No, beh, è chiaro, se la rottura è accidentale, cioè perché viene utilizzato, insomma, è una manutenzione ordinaria, non è che dobbiamo sostituire l'apparecchio, insomma, le piccole riparazioni della cosa che noi utilizziamo fanno parte della ordinaria manutenzione, quindi a mio avviso va a carico dell'inquilino. Se dovessimo sostituire l'apparecchio, allora il discorso è diverso. Senta, un'altra domanda, parliamo del corrimano delle scale. Il condominio ha deciso di sostituirlo perché è rovinato e vogliono addebitarlo a noi inquilini perché dicono che lo abbiamo rovinato noi, ma il corrimano è vecchio di anni. Qui forse subentra un discorso straordinario, nel senso che se ha tanti anni e ovviamente è stato usato tante volte, deve farlo il proprietario, però chiedo a lei. No, è vetustà, quindi è chiaro che è il proprietario. Se fosse un discorso di manutenzionarlo, non so, un discorso di ridipingerlo o quant'altro, allora sarebbe un discorso di manutenzione ordinaria. Ma se stiamo parlando di sostituzione, la sostituzione spetta alla proprietà. Senta, facciamo anche una cosa che ci riguarda. Con il nuovo sistema di trasmissione televisiva si vede male, dovranno sostituire la centralina e l'antenna. Devo pagare io che sono il proprietario oppure chi da inquilino accende la TV e se la guarda? Giusto per fare un esempio sempre concreto, Bertin. Anche questa è una manutenzione straordinaria, non è ordinaria. Okay. Cioè, non è che si è mossa l'antenna e vado a rinsarla. Se devo sostituire l'apparecchiatura, è un'apparecchiatura importante che ha durata nel tempo, quindi la sostituzione spetta alla proprietà. Perfetto, le faccio l'ultima domanda, mi sembra qua domanda-risposta, spero di essere la professoressa che fa la domanda all'alunno, comunque preparatissimo. Hanno sostituito le cassette postali perché erano vecchie, devo pagare io che sono l'inquilino? Ma forse è sempre lo stesso, vetustà. È sempre straordinario e quindi sempre la proprietà. E comunque fa parte della vetustà. Perfetto, esatto, sì, infatti aveva detto... Prima, insomma, sì, sono tutte casistiche similari. Sì. Insomma, io faccio le domande perché dopo magari a casa giustamente aspettano la risposta su quel particolare dettaglio e magari non sempre uno è in grado di capire se si tratta di manutenzione ordinaria o straordinaria. Capire è il mondo reale. È il mondo reale. È il mondo reale, esatto. No, ma infatti è anche, voglio dire, più completa l'informazione che diamo se diamo risposte su casistiche concrete realmente successe. Diciamo poi che le associazioni sindacali dei proprietari tipo UPPI, Confedilizia, ASPI eccetera da una parte e le associazioni sindacali degli inquilini dall'altra, SUNIA, SICET, UNIAT eccetera, hanno cercato di redigere delle tabelle. Io ne ho qua una per esempio, dove da una parte c'è scritto C conduttore e dall'altra c'è scritto L locatore.
il locatore è il proprietario. È il proprietario, tutta una serie di spese che però non può essere esaustiva, perché qui non c'è scritto il cavetto del videocitofono, o non c'è scritto le spese di quello che viene a fare le visure dei consumi d'acqua dell'autoclave. Però diciamo che, come diceva il nostro amico Bertin prima, sono tutte cose che si possono in qualche modo discernere sulla base dei principi generali, e cioè vetustà a carico del proprietario, scusatemi, usura, uso a carico dell'inquilino. Le serrande di un esercizio commerciale, le classiche molle delle serrande, si è rotta la molla e la serranda va su e giù storta. Sì, esatto. A carico di chi è? Anche lì bisogna capire se dipende dall'uso, quindi se l'inquilino, il barista, il barbiere, il parrucchiere che ogni mattina apre quella serranda per non far troppa fatica solo col braccio destro e non bilanciando bene i pesi, e la tira su male da una parte o dall'altra, per cui le molle si sforzano da una parte piuttosto che dall'altra, quindi dipende dall'uso, oppure dipende dal fatto che quella serranda è lì da 50 anni, quindi vetustà a carico del proprietario. Assolutamente. Telefonata, pronto? 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 Buonasera. Buonasera, chiamo dalla provincia di Verona. Buonasera, prego. Sarò breve. Innanzitutto grazie per le risposte e per gli ospiti. Allora, una palazzina di 6 appartamenti, ballatoio, terzo piano, usato da un inquilino proprietario e l'altro invece un inquilino come disbrigo, praticamente secchi della spazzatura, plastica, carta, di tutto e di più. All'ultima riunione io ho fatto una postilla all'amministratore, e che lui ha risposto dicendo che va bene così. Vorrei per cortesia una vostra risposta. Ballatoio usato come disbrigo. Terzo piano, uno è l'inquilino, uno è un proprietario. Non so se poi questo entri nel merito della risposta. No, non entra nel merito della risposta, e purtroppo bisognerebbe conoscere meglio com'è la situazione. Io ballatoio posso dire: tu devi portare via la roba che ci hai messo lì, perché dal punto di vista estetico non va bene. Però sono in una proprietà che può essere considerata privata o in discussione tra le due parti, il proprietario e l'inquilino che hanno nominato prima. Bisognerebbe conoscere meglio un po' la situazione. Cioè lei dice che se il proprietario e l'inquilino sono d'accordo di utilizzare così il ballatoio, lo possono fare, basta che non litighino tra loro due. Esatto, e a meno che non sia particolarmente brutto esteticamente. Come decoro architettonico. Ok, allora, pronto? Prego, c'è ancora, sì. Posso intervenire? Sì. Ma per quanto riguarda il ballatoio, che è proprio nel vano scale interno, non sono parti comuni quelle. Dobbiamo capire cos'è il ballatoio, cos'è l'androne. Allora è l'androne delle scale, l'ultimo piano che intende lei. Esattamente. Ma allora, quella è una parte comune, quindi nessuno può depositare materiale lì se non occasionalmente. Va poi detta una cosa: se all'ultimo piano e nessun altro ci passa ed esiste un accordo tra i due utilizzatori dell'ultimo piano, vero che la legge dice non occupare lo spazio comune, però c'è anche un po' così di accettazione di certe situazioni. Ripeto, anche per la parte interna, se da questo punto di vista esteticamente o anche dal punto di vista di odore il tutto si presenta come sgradevole, allora è un'altra cosa. È la stessa cosa di quando
viene messa fuori il paio di scarpe dalla propria portoncino d'ingresso dell'appartamento, piuttosto che del deposito di un sacchetto di rifiuti magari umidi, perché ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori con lockdown, e scarpe fuori non se ne parla proprio, eccetera. Quindi va un po' interpretato questo discorso, signora. Sì, in effetti penso anche che se uno mette il sacchetto dell'immondizia, che può creare appunto un odore fastidioso per gli altri e un brutto aspetto a livello estetico, è un discorso. Se mette fuori il contenitore dell'ombrello è già un'altra cosa, per dire, no? Fatto salvo, proprio per il contenitore dell'ombrello, che questo contenitore dell'ombrello va ad occupare spazi comuni, ma può presentare un pericolo in caso di fuga improvvisa e magari all'oscuro. In quel caso divento io responsabile, ma anche chi ha messo fuori. Io per colpa invigilando, l'altro signore perché ha utilizzato uno spazio non comune creando un danno. Ah, ok, bene, allora ho fatto anche un esempio che abbiamo anche chiarito questa cosa qui, no? Perché di solito io vedo sempre il contenitore dell'ombrello fuori, c'è una cosa che si fa di solito, insomma, è un'usanza, ecco, che viene accettata comunemente, insomma. Allora, il contenitore dell'ombrello, pronto? Allora, sì, prego. Il contenitore dell'ombrello si può stare però i bidoncini del vetro, della spazzatura e soprattutto i sacchi di plastica. Possono essere anche pericolosi, magari ma non possono proprio stare, non ci possono proprio starci. Mette una sigaretta e si incendia. Esatto. Le hanno già risposto, hanno detto che i sacchetti di plastica di immondizia non possono Assolutamente starci. Assolutamente. Assolutamente. No. Ma io volevo sentire come ultima richiesta. Prego. Ma in questo caso l'amministratore cosa deve dire? Deve fare un richiamo, signora. Se basta il richiamo, vuoi per cortesia telefonica, vuoi per cortesia con una semplice lettera, bene, altrimenti deve procedere per quelle che sono, utilizzando quelle che sono le sue armi, cioè una lettera di diffida, ed eventualmente nel richiamo di un'assemblea provvedere anche a una sanzione economica che è previsto dal nuovo ordinamento. È caduta la linea. Sì. Pronto? Pronto? Grazie. Eccola, no, infatti. Grazie a lei. Grazie. Niente, mi sembra che abbiamo molto esaustivi. Grazie, abbiamo soddisfatto le sue richieste. Allora, parliamo anche... Cobertini. Sì, torno da lei con le mie richieste sempre concrete, perché c'è anche la professoressa e l'alunno. Mi manca solo la penna rossa. Allora, si sono intasate alcune grondaie, il mio inquilino non vuole pagare la pulizia, devo pagarla io? Se l'inquilino si rifiuta, siccome... Allora, la responsabilità è sempre del proprietario alla fine, no? Poi quindi è chiaro che se l'inquilino si rifiuta, il proprietario che deve intervenire. Se io sono l'amministratore, quella spesa deve essere pagata. Dipende un po' anche lì da che tipo, perché sulle grondaie io ho delle casistiche appunto anche di regolamenti che prevedono che le pulizie delle grondaie per esempio siano a carico dei proprietari, in altri invece viene considerata in zona montana per manutenzione ordinaria, quindi anche perché dipende un po' che tipo di intervento si fa, se si viene fatto periodicamente, sono casistiche un po' particolari quelle delle grondaie. Diciamo che se l'intervento viene fatto periodicamente, ritorniamo a tutto quello che ci siamo detti prima, è una manutenzione ordinaria, quindi a carico dell'inquilino. Se invece questa cosa deve essere fatta una volta ogni 3, 4, 5, 6 anni per disostruire, perché allora è una manutenzione straordinaria e quindi a carico della proprietà. Bisogna vedere, purtroppo sempre, è difficile, è sempre quello il nodo comunque. È quello il nodo e è difficile in modo così astratto dare una risposta esaustiva. Bisogna vedere il caso concreto ogni volta. Concreto ancora più nello specifico, esatto, in certi casi. Telefonata, pronto? Pronto? Buonasera.
Buonasera, telefono della provincia di Trento. Prego. Senta, io ho un appartamento in un condominio che ha 50 anni. Abbiamo in 4 abbiamo un garage in comune, 4 posti macchina. Uno degli inquilini dell'altro che usufruisce del garage ha una macchina un po' grande perché la casa a 50 anni era stati fatti i posti e io non riesco più a entrare nel mio posto macchina. Come posso fare per dirimere? Perché sto signore mi ha detto: ma non posso mica lasciare fuori la Mercedes fuori in strada, io non so più come fare. Io i miei inquilini che la macchina la lasciano in strada perché dentro non entrano. Posso chiedere un chiarimento? Certo, assolutamente, siamo qui per questo. Quando lei ha detto inquilino, vuol dire che siete 4 condomini? Proprietari? Sì, siamo 4 proprietari, però abbiamo tutti e 4 degli inquilini dentro negli 4 appartamenti. Ah, ho capito. Conduzione. Allora bisogna vedere che tipo di contratto di locazione è stato stipulato con questo inquilino dalla macchina più grande. E questo, questo ha acquistato l'automobile dopo aver stipulato il contratto o prima? Ma adesso no. Quando aveva fatto il contratto, che era venuto a abitare, non aveva il Mercedes, aveva una macchina più piccola. E allora, come si suol dire, si arrangia? Sapeva che tipo di garage avrebbe dovuto o potuto utilizzare o le dimensioni, e quindi deve adeguarsi a quello. Io ho provato a dirglielo, però non riesco ad andarne a capo. E cosa posso fare? Perché l'amministratore del condominio mi ha detto: siccome è una porzione privata di 4, io non posso intervenire. Sono d'accordo con l'amministratore. Purtroppo sono d'accordo con l'amministratore. Chi deve intervenire sono i singoli proprietari, comproprietari di quell'area destinata a garage per 4 automobili, affermando quello che ci siamo detti, e cioè l'inquilino di quel proprietario prima ha stipulato il contratto di locazione con una Fiat 500, faccio un esempio. Dopo, in costanza di contratto stipulato, si è comprato la Mercedes, eccola qua, e quindi evidentemente l'immobile non è più adeguato alle sue esigenze. O lascia fuori la macchina oppure cambia casa, non vedo alternative. Le conviene rivolgersi a un legale per far valere i suoi diritti di proprietario. Va bene? Grazie tantissimo. Di niente, si figuri. Grazie, buonasera. Assolutamente, anche perché sì, è capitato anche a me di assistere a compravendite che magari anche oltre a contratti di affitto che sono saltate perché magari il garage aveva il soffitto troppo basso, non ci stava il SUV, per dire, no? È un'altra delle problematiche che si verifica. Sempre di più. Però uno deve sapere appunto dove, se va a vivere in un certo posto. Questo inquilino sapeva di avere. Se ha già firmato il contratto e vive già lì, deve adeguarsi, o la lascia fuori o non può pretendere che all'improvviso il garage cambi dimensione. Siamo in chiusura, grazie mille, siamo in chiusura di questa puntata, è volata veramente perché abbiamo parlato veramente un po' di tutto e di più. Io ringrazio Vito Di Benedetto, segretario ANACI Padova. Grazie a voi. Ringrazio l'avvocato Silvio Barbiero, vicepresidente nazionale dell'UPI, grazie ancora. E ringrazio Lino Bertin, presidente Regione Veneto ANACI, che è stato con noi in collegamento da Belluno. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi. Bertin. Telespettatori, per averci seguito, per aver telefonato e per aver interagito con noi. Se lo vorrete saremo qui anche giovedì prossimo. Arrivederci. ANACI Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore ANACI, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica.